Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Con la somministrazione della dose all'80enne Emma Volpatti di Valvasone ha preso il via oggi la somministrazione del vaccino agli over 80 nel Friuli occidentale. Prime iniezioni questa mattina a San Vito al Tagliamento. È scattata oggi la vaccinazione anti-Covid per gli over 80 nel Friuli occidentale. Le prime dosi sono state inoculate questa mattina al distretto di San Vito al Tagliamento. In fila per l'iniezione gli anziani che da mercoledì scorso avevano fatto la prenotazione. La prima dose Pfizer è andata all'80enne Emma Volpatti di Valvasone. Io sono un po' duretta, anche se è la mia età. L'emozione può essere la fragilità magari dell'età, ma per fortuna oggi non mi ha raggiunto ancora, mi arriverà quando magari sentirò qualche sintomo, comunque no, adesso mi sento bene, insomma. Una cosa di sicurezza per lei e anche per i suoi cari. Soprattutto per i nipoti, sì. Nel pomeriggio vaccini anche a Sacile, domani il via a Maniago e Pordenone, mercoledì a Spilimbergo, venerdì ad Azzano X, con sedute straordinarie anche in Valcellina. Le persone si sono attivate chiamando il call center piuttosto che recandosi in farmacia oppure agli sportelli Coop, hanno fissato l'appuntamento e cominciamo con San Vito e sono 60 al mattino, 60 al pomeriggio, c'è l'operatore della protezione civile e il medico e in più ci sono i nostri operatori che si sono resi disponibili, cioè i miei colleghi assistenti sanitari. Anziani in fila ed emozionati, il loro primo pensiero è stato quello di poter riabbracciare i nipoti in sicurezza. Sentiamo le loro parole. Signora, lei ha fatto il vaccino oggi, tra i primi? Sono stata la prima a chiederlo. È contenta? Altro che. Perché ha voluto fare il vaccino? Per essere più sicuro, per essere più libero anche un poco, e per tutti sì, che io ho due nipoti e voglio anche per loro, insomma. Com'è andata? Benissimo, avevo tanta paura. Quanti anni ha, signora? 92. Ecco, adesso si sente più contenta, più tranquilla? Sì, adesso c'è un momento che bene. Il virus, colpa di quello ci ha rovinato tutto, perché io ho due figlie, una a Padova e una a Milano, non posso vedere, è nato anche un bambino, adesso sono quasi un anno che non le vedo. E adesso che si è fatta il vaccino forse pian piano sarà meglio? Sì, così mi hanno detto, speriamo. Davvero sono contenta. Lo aspettava? Sì, perché avevo paura. Sì, l'ho fatto e non ho sentito nessun dolore, mi ha dato dei consigli che possono avvenire durante i 20 giorni che sto a casa, tranquillo come tutti. Sono contenta di aver fatto il vaccino perché finisca questa pandemia, perché più gente si fa i vaccini e meno, speriamo almeno. Però la mascherina bisogna tenerla ancora, non si può dire che è finito tutto. Tra qualche settimana poi la seconda dose? Poi la seconda sì, all'8 marzo, festa della donna, si viene a fare il vaccino. Questo è il regalo. E più protetti? Più protetti, siamo più protetti, speriamo almeno, ecco, diciamo così. E veniamo al consueto bollettino sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 762 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 26 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,41%. Sono inoltre 310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi, 4,51%. I decessi registrati sono 12, dei quali 1 nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono 63, mentre scendono quelli in altri reparti a 412, numeri forniti dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E da oggi Tramonti di Sopra non è più in zona rossa ma rientra in zona gialla. L'ordinanza firmata dalla vice sindaco Patrizia Del Zotto è decaduta visto che la situazione sul fronte Covid è in miglioramento. Per le criticità di casi e ricoveri in base alla popolazione era stata applicata la massima restrizione ed era stato eseguito uno screening di massa alla popolazione. E ancora in tema di sanità mancano un centinaio di posti letto per le cure intermedie rispetto a quelli programmati nell'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Per colmare il gap
Forza Italia chiede alla Regione di finanziare il recupero di un padiglione dell'ospedale civile di Pordenone. La proposta è quella di recuperare un padiglione dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dopo la realizzazione del nuovo nosocomio, per dedicarlo alle cure intermedie, tassello fondamentale per il percorso di guarigione dei pazienti che attualmente soffre, come è emerso nell'emergenza coronavirus e non solo, della carenza di posti letto. E questa è la sintesi della mozione presentata in Consiglio regionale da Mara Piccin di Forza Italia. Le strutture per le cure intermedie riguardano i pazienti in dimissione dai reparti per acuti o provenienti dal territorio, per i quali il medico di medicina generale richiede un ambiente protetto per proseguire le terapie ed evitare un nuovo ricovero ospedaliero. La pandemia, osserva Piccin, ha fatto emergere la criticità in tutta la regione. In particolare nel Friuli occidentale è emerso un significativo deficit di posti letto di media e bassa intensità. Rispetto a uno standard minimo programmato di 270 posti letto, l'offerta attuale è di 171 con un gap di 99. È evidente che interventi volti a superare la distanza tra programmato e reale in questo segmento dei percorsi di cura sono necessari e urgenti, conclude l'esponente forzista, che chiede alla Regione di finanziare al più presto l'opera di recupero di un padiglione dell'ospedale civile. Passiamo alla cronaca. Per possesso di armi illegali sono finiti in manette 2 uomini, uno di Tramonti di Sopra e uno di Meduno. In loro possesso la polizia ha trovato anche alcuni sacchetti di marijuana. In casa detenevano armi e droga in modo illegale. Per questo 2 uomini di 71 e 65 anni, residenti rispettivamente a Tramonti di Sopra e Meduno, sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Pordenone nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura, che aveva preso avvio alcuni mesi fa. Nell'abitazione di Tramonti gli agenti hanno rinvenuto, nascosto nel sottotetto, un fucile a canne mozze. Dagli accertamenti, attraverso il numero di matricola, è emerso che l'arma fosse stata rubata nel 2016 in una casa a San Canzian di Sonzo. In una legnaia erano inoltre nascoste 42 cartucce a munizionamento spezzato calibro 12. Il 71enne, già gravato da precedenti di polizia, è così finito in manette, come il 65enne di Meduno, trovato in possesso di una pistola, priva di marca e modello, con denominazione Made in Italy calibro 9. Nel corso di una terza perquisizione in un deposito di attrezzi a Montereale Valcellina sono stati rinvenuti 2 sacchetti contenenti marijuana. Per i 2 arrestati, su disposizione del PM, sono scattati gli arresti domiciliari. Ulteriori indagini sono in corso da parte della polizia. Cambiamo argomento. Protesta oggi a Monfalcone da parte dei sindaci del Friuli Venezia Giulia, che chiedono a Poste Italiane più attenzione sul territorio dopo le promesse di un anno fa. 40 sindaci da ogni parte della regione per dire basta ai disservizi di Poste Italiane. Si sono dati appuntamento all'esterno dell'ufficio postale di Monfalcone, che ogni pomeriggio, per le chiusure degli altri sportelli dell'Isontino, si trova a gestire un bacino di utenti di oltre 100.000 persone e che questo pomeriggio era chiuso per un contagio da Covid. Con una lunga fila simbolica, i primi cittadini hanno voluto testimoniare la solidarietà delle istituzioni a cittadini e dipendenti. ANCI ha voluto essere al fianco di tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia proprio per dimostrare quanto sia importante che i servizi di Poste Italiane nella nostra regione funzionino e funzionino bene. Se noi in questi periodi troviamo tanti uffici postali ancora chiusi con la coda dei nostri anziani o delle persone fragili fuori, capite che c'è qualcosa che non va. Per cui noi siamo qua oggi a manifestare questo disagio e come sindaci vogliamo proprio far sentire la nostra presenza affinché venga posto rimedio. I sindaci che hanno il contatto diretto con i propri cittadini se ne rendono ben conto. Siamo passati da un problema che era importante e grave, che è quello del mancato recapito della posta, a un problema ancora più importante e grave, perché la salute è nell'interesse di tutti, in particolare da parte dei cittadini. Conosciamo quelle che sono le criticità di tanti piccoli comuni che vedono grosse difficoltà per quanto riguarda proprio i servizi anche alle persone più in crisi, in difficoltà, gli anziani, le persone che non possono rimanere soprattutto in questa stagione per tanto tempo all'aperto, e quindi la nostra presenza è a testimonianza proprio di un lavoro condiviso. Riconferma per Flavio Bellomo alla presidenza dei viticoltori friulani La Delizia, cantina cooperativa di Casarsa, tra le prime 9 in Italia per la produzione del Prosecco, con 24 milioni totali di bottiglie prodotte l'anno tra vini fermi e bollicine. Per Bellomo, che ha ottenuto la fiducia dei 400 soci riuniti via streaming insieme al resto del Consiglio di amministrazione, si tratta del 3° mandato. E ora ci spostiamo a Pasiano per conoscere la storia della vecchia fornace di Rivarotta a rischio crollo, ripresa dal drone di Loris Varuzza.
I ruderi della vecchia fornace di Rivarotta di Pasiano sono in stato di abbandono e a rischio crollo, come dimostrano anche queste immagini realizzate con il drone da Loris Varuzza. L'abbondante presenza di argilla ha fatto sì che nel territorio di Pasiano, già dall'età romana, venissero impiantate diverse fornaci per la produzione di laterizi e di ceramica, attività favorita anche dalla presenza di collegamenti fluviali e stradali. Di rilevanza particolare l'impianto industriale di Rivarotta, il primo stabilimento italiano per la lavorazione meccanica dell'argilla. Fondato intorno al 1860 dalla ditta Carlo Chiozza, l'impianto passò poi alla Società Veneta per la costruzione delle ferrovie e nel 1903 venne ceduto alla Società Fornaci di Pasiano. L'impianto ebbe un rapido sviluppo, tanto che il primo stabilimento, presto affiancato da un secondo edificio, venne subito detto Fornase Vecia. Il lavoro in fornace costituiva ai tempi per le famiglie pasianesi l'unica alternativa al lavoro nei campi. Sfruttando i terreni ricchi di argilla, la fabbrica riuscì a riportare in breve tempo l'industria latterizia di Rivarotta all'apice, riuscendo ad esportare tegole e mattoni in tutto il mondo, tanto da diventare la più importante delle aziende del settore e raggiungere i 2000 operai. Fu proprio qui, ad esempio, che furono realizzati i mattoni utilizzati per edificare l'imponente campanile di San Marco a Venezia, ricostruito dopo il devastante crollo nel 1902. Ecco perché salvaguardare questo sito industriale sarebbe importantissimo. Con queste affascinanti immagini si chiude l'edizione del nostro telegiornale. Dopo di noi Bianconero XXL, condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone per domani, sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.